C'è l'aspetto del presente, ovvero dell'emergenza sanitaria che ci accompagna ogni giorno tra la questione dei vaccini e la questione dei contagi. Anche oggi ce ne sono stati numerosi, anche oggi il Friuli Venezia Giulia sa di essere in zona rossa e d'altronde non poteva essere altrimenti, anche se i dati ovviamente danno non certo un'apertura a una zona arancione o gialla già nelle prossime settimane, perché la situazione, diciamocela tutta, è abbastanza grave, però bisogna anche pensare al futuro. Questo futuro passa attraverso il Recovery Plan e ne parleremo del presente e del futuro insieme al Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, che è venuto a trovarci. Buonasera a te Davide e a tutti i telespettatori di Telefriuli. Allora, grazie per aver accettato innanzitutto l'invito, Presidente, e volevamo iniziare oggi proprio parlando del presente. Il presente è quello dei contagi e oltretutto so che anche lei ha avuto il Covid, magari in una maniera blanda fortunatamente, però bisogna stare molto attenti. Certo. I dati non sono ottimi in questo momento. La situazione purtroppo, proprio i dati che sta valutando il Ministero della Salute in queste ore registrano un aumento delle RT, tra l'altro, di alcuni punti decimali, però sicuramente pongono la nostra regione in una condizione di grande stress per quanto riguarda sia i contagi, che la cui corsa è ripresa, ma anche l'accesso alle terapie intensive e all'ospedalizzazione. Quindi c'è un sistema sanitario che è sotto pressione. La buona notizia è che oggi riprendiamo a vaccinare, dalle ore 15 abbiamo ripreso a vaccinare con AstraZeneca, perché l'obiettivo finale secondo me è quello di poter arrivare all'immunità di gregge sia attraverso la vaccinazione, ma anche credo attraverso dei protocolli di cura domiciliari che siano precisi e diano sicurezza ai cittadini, perché il problema reale creato anche da questa situazione dell'AstraZeneca è stato quello che il cittadino, davanti a un problema di questo tipo che coinvolge la salute Sì, con esiti anche complicati, deve avere notizie chiare, certe e precise. L'insicurezza, le notizie che molte volte si rincorrono date da esperti che si contraddicono, creano grande confusione. A noi aspetta la responsabilità nell'emergenza di tutelare al massimo, di ribadire quelle che sono le condizioni per evitare il contagio, quindi la mascherina, il distanziamento, la reazione dei locali e la possibilità in qualche modo di sanificare il più possibile gli ambienti e anche la nostra persona. Queste sono le raccomandazioni che ci possono portare alla limitazione del contagio. In questa fase con la zona rossa anche una limitazione delle libertà che dopo un anno comunque comincia a farsi sentire, e la cosa che ci lascia così un po' perplessi è il fatto che appunto dopo un anno siamo alle stesse condizioni di un anno fa, e questo un po', ecco, nonostante i lockdown, nonostante c'è una mancanza di libertà che abbiamo sopportato e che i cittadini del Friuli Venezia Giulia hanno sopportato in maniera encomiabile, e devo dire anche le imprese, le partite IVA che sono state fortemente, come dire, colpite anche dal punto di vista economico, pur di tutelare un interesse superiore che è la salute, la frustrazione che dopo un anno siamo in condizioni che appunto vedono il Friuli Venezia Giulia anche per la mortalità. Nello stesso periodo, lei accennava a questo dato della mortalità, siamo tra i peggiori, certo. ma non solo in Italia, in generale. Cioè, negli ultimi dati questa escalation sulle mortalità ci pone come tra le regioni appunto nel quale l'indice è più alto addirittura in Europa, specialmente per la provincia di Udine. Perché secondo lei qualcuno magari potrebbe imputare dicendo non si è fatto il meglio? Ma diciamo che i protocolli, diciamo, le indicazioni per il contenimento della pandemia sono centralizzati a livello nazionale, il Ministero Speranza, il Comitato Tecnico Scientifico, dalle indicazioni a cui la Regione Venezia Giulia, devo dire in maniera encomiabile, si è sempre adeguata a tutte quelle che sono state le indicazioni. C'è stata in questa zona, dico non solo il Friuli Venezia Giulia, penso anche il Veneto, la Slovenia, la Carinzia, in quest'area d'Europa c'è stata una particolare virulenza dell'attacco di questo virus. Andrà studiato, andrà capito come mai. Credo che comunque certo la risposta che noi abbiamo messo in campo in termini proprio di organizzazione del piano vaccinale, di potenziamento dell'offerta sanitaria, di assistenza sul territorio a chi è stato colpito, credo che sia stata non solo quella prevista dallo Stato, ma quella insomma migliore che anche l'assessore alla salute ha immaginato e ha fatto. Chiaro, i risultati
ci mettono in una condizione di difficoltà, questo è indubbio e non possiamo negarlo. Presidente, lei è in una condizione anche di super partes, visto il suo ruolo. Lei mi aveva accennato prima a esperti che tante volte si sono contraddetti, lo abbiamo visto. Probabilmente anche noi come organo di informazione in generale dobbiamo anche stare attenti a non lanciare degli allarmi, ma anche la politica secondo lei ha sbagliato in questo periodo. Tante volte opposizione e maggioranza che non hanno camminato insieme, eppure nel periodo della ricostruzione, il titolo appunto Recovery Plan, una nuova ricostruzione, quando si cercava di togliere dalle macerie questo terremoto tutti andavano d'accordo, qua invece non si è trovato l'accordo completo, se non adesso sotto Draghi, ma in generale, ma anche in regione sto dicendo. Certo. Sì, diciamo che in linea di massima sì, ci sono state alcune speculazioni, alcune strumentalizzazioni secondo me errate, perché quando c'è un problema di salute è un problema che riguarda tutti, l'interesse generale, anche di parte della politica. Devo dire peraltro che nella nostra regione rispetto alla prima fase, nella quale devo dire che anche a livello di Consiglio regionale su molti provvedimenti abbiamo votato all'unanimità, quelli sui ristori, noi siamo la regione comunque che ha messo oltre le risorse nazionali il maggior numero di risorse per i ristori delle partite IVA, e proprio in queste ultime ore sta partendo le richieste per la terza tranche per tutta una serie di attività, dalla montagna a chi faceva eventi, alla situazione relativa anche ai bar, ai ristoranti eccetera, e devo dire che su questi provvedimenti fino diciamo così, nei primi 10 mesi della pandemia c'è stata una condivisione forse a livello regionale più coesa rispetto a livello nazionale. Questo devo dare atto perché appunto molti provvedimenti sono stati votati all'unanimità. Adesso nelle ultime settimane, negli ultimi diciamo così, mesi, proprio la situazione credo di difficoltà che stiamo vivendo in termini di contagio e anche di decessi sta alzando un po' il livello dello scontro. Secondo me è un errore perché come dicevi giustamente tu, quando c'è un problema bisogna mettersi tutti insieme per risolvere il problema e dare sicurezza alla gente. Creare confusione, creare messaggi contraddittori molte volte rischia poi di lasciare la gente spaesata, perché oggi la gente non si interessa tanto secondo me della politica, ma si interessa della propria salute, di sapere quando usciremo da questa situazione, quando ci sarà il vaccino, quando potremo ripartire con un'economia di nuovo salda che garantisca il futuro ai figli, insomma, e alle famiglie, oltre che alle aziende. Ma non solo la politica, ma anche gli stessi medici. Cioè, leggo sigle sindacali che firmano per accordi per vaccinare, qualcun altro invece non li firma. Poi si sente la dirigenza di un'azienda ospedaliera o di un'azienda sanitaria, quello che è, che cerca di difendersi. Dall'altra parte i sindacati che lanciano l'allarme. Sembra quasi un attacco di tutto contro tutti. E dicendo siamo allo stremo, è ovvio che siamo allo stremo. Lo credo che lo tengono in considerazione anche i dirigenti sanitari stessi, però è un attacco per dire non avete fatto il tutto il bene. Ma diciamo che un ringraziamento va dato a chi è in prima linea, medici, infermieri, sono da un anno sotto stress, sono stati generalmente eroici perché insomma hanno affrontato una questione di cui non si sapeva nulla, perché questo dobbiamo dire, la pandemia ci ha presi tutti alla sprovvista e la risposta in generosità, in qualità del servizio, in cure è stata diciamo così, una generosità a cui va dato atto. Certo è che adesso proprio secondo me il fatto che dopo tanto tempo ancora non si sia individuata una strada e i risultati non ci diano tanta soddisfazione, credo che stia creando anche tra le persone addette ai lavori diciamo, quell'insicurezza che fa sì che appunto ci possono essere delle opinioni contrastanti. Va detto anche che molte volte dietro questa pandemia io ho notato due, se volete, situazioni critiche. Una di un certo mondo della scienza che ha usato questa pandemia per avere visibilità, questa infopandemia, cioè questa pandemia di informazioni per cui tutti hanno cominciato a dire tutto e il contrario di tutto, ha creato non solo posizioni di difficoltà e di incomprensione alla gente, ma anche di smarrimento, e questo va detto perché appunto basta aprire la televisione e molte volte sentiamo virologi piuttosto che epidemiologi dire cose diverse tra di loro, e quindi questo è stato il primo problema. L'altro problema credo che si sia anche un po' diciamo, giocato
sbagliato sulla questione dei vaccini, devo dire, perché sulla questione dei vaccini la parte pubblica, l'Europa, ha fatto la sua parte nella fase iniziale, in cui ha accelerato i processi di validazione da una parte e dall'altro ha dato soldi per la ricerca, e adesso vediamo che anche sui vaccini c'è un po' una guerra commerciale, per cui non so, l'Europa ha fatto dei contratti a cui magari i fornitori non rispettano perché intanto vendono vaccini a maggior prezzo ad altri. C'è una competizione sulla pelle dei cittadini. Sì, che anche gli stessi governatori, compreso il Firmo Messaggero, a un certo punto hanno cercato, vado a cercare di acquistare da un'altra parte. Certo, cioè... perché quando c'è stata questa, diciamo così, non rispetto dei contratti, e quindi noi ci siamo organizzati a fare un piano vaccinale diciamo, il più veloce possibile, ma poi ci mancano i vaccini da fare perché non ci vengono consegnati, e siccome fare i vaccini vuol dire in qualche modo limitare la pandemia, ma la cosa principale è evitare morti, e secondo me ogni giorno è importante, ogni giorno guadagnato fa sì che i cittadini della nostra regione possano salvarsi. Allora su questo l'impegno deve essere trasversale, se non troviamo i vaccini vanno trovati dove ci sono. Io condivido la posizione di molti che dicono andiamo a prendere i vaccini dove ci sono, perché è fondamentale in questa fase vaccinare per dare sicurezza e anche per dare la possibilità alla gente di poter guardare con la speranza nel futuro. Torneremo tra pochi secondi sempre con il Presidente del Consiglio regionale, prima lanciamo la pubblicità e poi parleremo di vera e propria ricostruzione, se così che sarà, con il Recovery Plan. C'è anche è stata la trasmissione fatta ieri proprio in cui la citano, Presidente. Benissimo. Si prepari. Pubblicità. Bentornati a Screenshot, questa seconda parte della puntata dedicata al Recovery Plan. Adesso ci focalizziamo, prima abbiamo parlato di vaccini e di contagi insieme al Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zannina, eccoci qua, e parliamo di Recovery Plan. C'è un messaggio per lei, Presidente, sentiamolo, non siamo c'è posta per te, non si preoccupi. No, non sono Mario De Filippi, la voce non è uguale. Andiamo allora con il servizio. Racconto un aneddoto. Io ho un buon rapporto anche amicale da tanti anni con l'ex ministro agli affari europei, Amendola, e adesso sottosegretario agli affari europei. E lui a mo' di battuta mi raccontava, ma sai che c'è un sindaco che mi ha già mandato 25 progetti per il Recovery Fund. Allora noi dobbiamo anche evitare questo. Cioè dobbiamo evitare che qualsiasi sindaco, magari di un piccolo comune piuttosto che di un'area metropolitana, pensi che con il Recovery Fund risolve i suoi problemi, quelli del suo territorio. Il Recovery Fund, come diceva Barbara e come condivide e ribadiva anche lei, è un'occasione storica, ma sarà storica e ci farà uscire da queste difficoltà se riusciamo a renderla strategica. Se le scelte che mettiamo in campo non sono le scelte antagoniste di Udine contro Trieste, e neanche se sono le scelte ovviamente di un comune contro un altro. Dobbiamo tenere insieme i territori, evitare clientelismi. Le comunità, non solo i territori. I territori, le comunità, avere una visione del territorio addirittura che va oltre la nostra regione. Faccio un altro esempio, io l'avevo detto anche al Presidente Zanin, forse anche una riflessione insieme alle nostre regioni contermini rispetto al Recovery Fund, insieme al Veneto, insieme al Trentino Alto Adige, perché ci giochiamo asset strategici del futuro di questo territorio. Zilli, allora, fra i 25 progetti del sindaco amico di Amendola e la centralizzazione immaginata dalle università, c'è un punto di equilibrio diverso? Ed è rappresentato dal principio di sussidiarietà, di cui noi siamo portavalori, e io, guardi, ho imparato una cosa in questa bellissima esperienza politica e istituzionale. Le responsabilità sono diffuse se le decisioni sono condivise. Quindi dove c'è condivisione c'è anche presa in carico di responsabilità da parte degli attori. Noi dobbiamo evitare ovviamente la Torre di Babele, dobbiamo evitare che ognuno tiri l'acqua al suo mulino, dobbiamo avere l'ambizione però di dire che una volta che si è scelto che quella è la direttrice maestra, dove ognuno potrà poi aggiungere progettualità, come abbiamo detto questa sera, interessanti e specifiche per i territori, bene, lì dobbiamo essere tutti attori responsabili di questo cambiamento che ci porterà fuori, io spero, da questa crisi immane. Su quello che dice Zilli, risposta telegrafica, convochiamo in seduta permanente il Consiglio regionale? È questo che io chiedo. Io non so che coinvolgimento e che confronti abbia avuto la Giunta regionale, sicuramente li avrà avuti. Io chiedo davvero che il Consiglio regionale faccia la sua parte. È incredibile che noi non abbiamo ancora incontrato
le rappresentanze sindacali, le rappresentanze dell'economia, le rappresentanze anche delle amministrazioni locali su un tema come questo. Il Consiglio regionale dovrebbe avere l'orgoglio di essere, come è stato nel 76 dopo il sisma, come è stato anche in passato, motore della ripartenza di questo territorio. Zilli. Innamorata della politica e delle istituzioni come sono, io aspetto l'invito del Presidente Zanin, che ha appunto il bastone della decisione e del comando su questo tema, e so appunto, come vi ho detto prima, che già lunedì su questa bozza di piano, che non è ancora definitiva, ci troveremo assieme alle forze politiche in Consiglio regionale per programmare i tavoli di lavoro. Quindi la volontà c'è tutta, spetta ovviamente al Consiglio regionale dettare i tempi e alla Giunta essere pronta e sensibile alle specificità e agli interessi che verranno rappresentati, perché questo del treno del PNR è un primo, sul treno delle riforme e delle possibilità, è il vagone motrice, però poi ci sono tantissimi altri elementi, come abbiamo detto, che potranno avvalorare e costruire un percorso perché questo treno ci porti fuori da questa crisi. Ha capito Zanin, lei ha il bastone? Certo, il bastone, come lo scelto del comando o il telecomando, non lo so. Vediamo. No, diciamo che è giusto che la Giunta si occupi dell'emergenza e il Consiglio si occupi della visione, della prospettiva. Su questo bisogna dire che alcuni mesi fa, in maniera unanime, su mia proposta, siamo riusciti a votare una mozione nella quale abbiamo proprio definito un tavolo di lavoro per la terza ripartenza del Friuli Venezia Giulia, ritenendo la terza dopo quella del secondo dopoguerra, dopo quella del terremoto, cioè immaginare una visione, quindi definire qual è la regione Friuli Venezia Giulia che vogliamo per i prossimi 20-30 anni, in modo che poi rispetto a questa visione tutte le risorse finanziarie che arrivano, non solo il Recovery Fund, ma la programmazione europea, i fondi di coesione statali, i fondi stessi regionali, siano parte di un mosaico unico, tessere di un mosaico unico. E su questo chiaramente il lavoro di diciamo, preparazione di questo tavolo mi ha visto impegnato nelle scorse settimane, come è stato detto dalla Sorregini, la prossima settimana, non lunedì ma venerdì, perché lunedì il Presidente Federica ha avuto un impegno, ma venerdì alle ore 15, il 26 marzo, istituiremo il tavolo che è composto dalle forze politiche, quindi dai capigruppo e dai presidenti delle commissioni consigliari, perché poi il tavolo avrà anche la necessità di raccogliere le esigenze del territorio, perché la visione non può essere una visione calata dall'alto, ma deve essere una visione che nasce dal basso e che, come diceva anche Sciauli prima, abbia un interesse di carattere generale, non metta comunità contro comunità, ma veda quali sono gli elementi di rilancio e di prospettiva e i punti di forza della nostra regione e quelli li faccia diventare patrimonio comune. E quindi il tavolo lavorerà, credo, fino all'autunno, nei primi mesi, si occuperà proprio di quelli che possono essere le strategie da mettere in campo a livello poi nazionale sul Recovery Fund, che chiaramente non potrà finanziare una miriade di progetti, ma dovrà finanziare progetti strategici, fondamentalmente credo di carattere infrastrutturale, sia viario ma anche digitale, oltre che di ricadute di carattere ambientale, ma deve essere il motore per far sì che noi interveniamo su 3 elementi fondamentali. Il primo, la ripartenza dell'ascensore sociale. In questa regione, come nel nostro paese, mentre nel passato i figli avevano in tempi abbastanza brevi la possibilità di aumentare il livello socio-economico rispetto ai genitori, oggi paradossalmente addirittura la maggior parte dei figli rischia di avere condizioni di vita peggiori, quindi non solo l'ascensore si è fermato, non ci porta più su, ma addirittura ci sta portando giù. E questo riparte attraverso occasioni, diciamo così, strategiche che partano dalla formazione e dalle competenze. Secondo me questa pandemia ci lascia una situazione per cui una volta si immaginava che tutti potessero fare tutti, l'uno vale uno, questo vale in dignità ma non vale per le responsabilità, come è stato detto. La responsabilità sta dietro a una competenza e a una capacità di fare e le competenze nella nostra regione si maturano attraverso i percorsi formativi, quindi una parte sarà sul percorso formativo, una parte secondo me sulla grande manifattura che già esiste, che deve essere lanciata verso le prospettive della 4.0, quindi voglio dire di tutta una manifattura che non guardi solo all'export ma guardi anche all'innovazione dei processi produttivi e li renda adeguati ambientalmente,
Chiaramente questo insieme alla transizione ecologica, alle infrastrutture digitali, ma fondamentalmente per un'altra questione che aprirà la pandemia. La pandemia ci ha insegnato che per esempio il luogo di lavoro è indifferente, con lo smart working, con il telelavoro possiamo lavorare da qualsiasi parte e se abbiamo le infrastrutture che ce lo consentono, questo cosa consentirà? Consentirà di modificare anche il modello insediativo, secondo me, non ci sarà più la necessità di spostarsi verso i luoghi di lavoro, quindi verso le metropoli, verso le città, le aree urbane, ma ci sarà la possibilità di poter lavorare anche in condizioni delle aree periferiche. Ma questo perché? Perché lavorando in aree periferiche si aumenta la qualità della vita e allora anche questo meccanismo per cui garantiamo il lavoro in maniera diffusa consente anche di avere possibilità di sviluppo per aree che oggi sono magari depresse, immagino la Carnia, immagino altre realtà, perché lì comunque magari uno piuttosto che andare a lavorare a Milano preferisce venire a lavorare lì perché c'è la qualità della vita, dobbiamo garantirgli la possibilità di lavorare come se fosse a Milano. Tutti i posti sono importanti, ma anche una condivisione non solo tra territori, si accennava tra comunità, ma anche extraregionale. Certo, su questo diciamo che il lavoro che farà accennava Sciaudi certo, prima. Il lavoro che farà questo tavolo, io ho già parlato, io sono tra l'altro vicepresidente dell'Assemblea, nominato recentemente della conferenza dei presidenti delle assemblee legislative nazionali, il presidente del Consiglio regionale del Veneto, io sono il vicepresidente insieme a quello dell'Emilia Romagna e abbiamo già immaginato che in quella sede lì far diventare patrimonio comune il lavoro delle singole regioni, quindi il percorso e la visione che costruirà la regione Friuli-Venezia Giulia col tavolo sulla terza ripartenza sarà un percorso che dovrà poi trovare le connessioni con quello che farà il Veneto e farà il Trentino Alto Adige. Io dico di più, anche con quello che farà la Slovenia e la Carinzia, perché noi siamo al centro anche di un sistema geopolitico che è una grande occasione per il rilancio della nostra regione, perché vede Trieste al centro degli assi principali di spostamento dei beni e dei servizi, quello nord-sud che va verso i paesi d'Europa, dell'est Europa, ma anche quello est-ovest che mette insieme diciamo, attraverso il Mediterraneo i due oceani, l'Indiano. Si parte dal basso come idee per arrivare sempre poi a scalare per anche allargare la propria zona, la fascia di interesse. Senta, io le chiedo l'ultima cosa perché ci manca solo un minuto, adesso magari lei smetta anche i panni del Presidente del Consiglio perché volevo chiedere anche qualcosa a livello politico tranquillamente, insomma se lei ancora Forza Italia, giusto? Ecco. Oltretutto un partito che ha anche recuperato parte dei consensi, no? Come vede questa grande intesa, larga intesa con Draghi? Durerà? Quanto? Come? Dura fino alla fine della legislatura? Dura fino al semestre bianco? Ma io credo che sia stato un atto dovuto, una necessità, perché non c'erano le condizioni del Parlamento che ci ha lasciato la legge elettorale del Rosatellum, aveva creato una situazione diciamo così, di ingovernabilità e questo ha dovuto necessariamente far sì che ci sia forze responsabili, tra cui Forza Italia all'inizio, magari rinunciassero un po' al tornaconto personale per sacrificarlo sull'interesse generale, perché c'era la necessità, anche essendoci la pandemia, di trovare un accordo. Quindi io sono stato uno sponsor del governo Draghi e credo che il governo Draghi abbia comunque avuto due effetti principali. Il primo ha disarticolato un po' le forze politiche, perché ha creato problemi ai 5 Stelle, abbiamo visto nel PD. Dall'altra parte ha fatto sì che una forza importante del centrodestra come la Lega si avvicinasse a politiche più vicine del Partito Popolare Europeo, cioè ha fatto sì che la Lega diventasse in qualche modo vicina anche ad alcune idee del centrodestra. Quanto durerà? Io credo che durerà fino all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, perché credo che l'odierno Presidente del Consiglio diventerà Presidente della Repubblica. Ah vabbè, lei fa insomma da Nostradamus. Va bene, oltre che Presidente del Consiglio, seconda professione fa il vaticinio. Va bene, grazie a Zanin per essere venuto a trovarci. Grazie a voi e ai vostri telespettatori. E noi ci vediamo prossima settimana, sempre mercoledì, giovedì e venerdì, sempre con Screenshot. Grazie, arrivederci, buona serata a tutti.